Cordiale saluto gentili amici e amiche alla visione all'ascolto, ben ritrovati per quanto riguarda questa edizione flash del nostro audio-video giornale. Paolo Caligaris, imprenditore di 53 anni, è stato condannato a 16 anni di reclusione per la morte dell'allora compagna Tatiana Tulissi, uccisa nel 2008 all'età di 36 anni, con 3 colpi di pistola nell'abitazione della stessa coppia a Manzano. Lo ha stabilito la Corte d'Assise d'Appello di Venezia dopo 6 ore di Camera di Consiglio. È stata così accolta la richiesta della pubblica accusa e confermata la sentenza di primo grado inflitta dal GUP di Udine nel 2019. La Corte ha confermato anche la provvisionale di 450.000 euro stabilita in primo grado. Nel 2021 l'uomo era stato assolto dalla Corte d'Appello di Trieste, ma la Cassazione aveva successivamente annullato la sentenza. I legali di Caligaris hanno annunciato che presenteranno ricorso in Cassazione. L'imprenditore per il momento resterà in libertà. Una donna invece è stata soccorsa nel primo pomeriggio di oggi dal personale medico-infermieristico a seguito di un grave malore che l'ha accolta mentre si trovava in piazza Primo Maggio a Udine. Le persone che l'hanno vista perdere i sensi hanno allertato i soccorsi attraverso il numero unico di emergenza 112. La donna è stata presa in carico dal personale medico-infermieristico e trasportata d'urgenza in gravi condizioni all'ospedale di Udine, dove si trova tuttora ricoverata. E invece 2 persone sono state soccorse dal personale sanitario per le ferite che hanno riportato a seguito di un incidente stradale che si è verificato in Viale Udine a Cassacco. Per causa in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine si sono scontrate tra loro a mezzo delle macchine cui conducevano. Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza proveniente da Tarcento e hanno attivato le forze dell'ordine e vigili del fuoco per quanto di competenza. Il personale sanitario ha preso in carica le 2 persone che sono state trasportate all'ospedale di Udine con l'ambulanza, una in codice giallo e l'altra in codice verde. Chiudiamo qui questa edizione flash, ulteriori news come sempre sul nostro sito friulitv.net. Grazie per la visione e l'ascolto, non resta che augurare a tutti voi un buon proseguimento di giornata.